Allora, un grosso saluto a tutti, è stato opportuno creare questo video giusto perché ci sono state un po' di domande riguardo a cosa sia lo spettacolo, perché come Bestia allo Zoo evidentemente non è esaustivo come titolo, quindi è necessario aggiungere qualche cosa in più per permettere a tutti di comprendere qual è il progetto. Io sono Filippo Salaris e qui c'è Michele Marescutti che ha curato invece le musiche. Esatto. Perché ricordiamo, le musiche sono originali e sono state composte appositamente per Come Bestia allo Zoo. Questo percorso, questo progetto di spettacolo nasce principalmente per creare un qualcosa che sia moderno, diciamo così, moderno e attuale. E infatti si è deciso di ambientarlo in Sardegna, proprio a Cagliari nello specifico. Ed è una storia di violenza, come qualcuno di voi ha letto nella descrizione dell'evento, sì, proprio quella che non legge mai nessuno. Esatto, E tu lo sai io bene. lo so bene, sì. Comunque attraverso questo video vogliamo raccontarvi qualcosa in più dello spettacolo, che mi vedrà coinvolto insieme ad Alessandro Pani e Francesca Sava, e vede coinvolto Michele ad altro titolo, quindi per le musiche. Michele, Esatto. come nasce, diciamo, il tuo avvicinamento a questo testo? Dicendo anche quello che è successo tra noi. Non è successo niente? Infatti. Quello che è successo... No, vi assicuriamo che non è successo niente di grave, anzi, bisogna tornare un pochino indietro, almeno quanti anni fa, forse era il 2012, quando ho collaborato per la prima volta con voi, con il Cigar Plug, per la colonna sonora di CSI Cagliari, che ebbe un buon successo comunque come web series. Da lì poi ci siamo un pochino persi di vista, ci siamo ribeccati qualche mese fa, c'era ancora voglia di collaborare insieme e c'è stata una proposta reciproca che io ho accettato, che poi è diventata la colonna sonora di Come Bestia allo Zoo. Come è stato lavorare alla colonna sonora? Beh, io ho lavorato soprattutto attraverso le vostre indicazioni e con la lettura della sceneggiatura al fine di poter comporre nel modo più preciso possibile le varie musiche per le scene, insomma. Non è stato facile. Non è stato facile, questo lo scopro adesso però. Lo scopri adesso? No, non è stato facile per niente perché comunque è il mio primo lavoro su una colonna sonora. Io per ora ho realizzato musiche per filmati, ma erano filmati dell'altro mio lavoro, quindi era una cosa... lavorare... È vero fino a un certo punto, perché io so che tu hai preparato anche, ho visto anche delle spettacolarizzazioni, diciamo così, di testi teatrali che tu hai prodotto e poi hai musicato. Sì, questo è un altro aspetto che è comunque fondamentale per approcciarsi poi anche a un tipo di composizione diverso. Con la mia band, il Bacio di Caifa, abbiamo portato e stiamo portando ancora in scena la ballata del carcere di Reading di Oscar Wilde. Abbiamo fatto un concept album. Abbiamo esordito al Teatro Sant'Eulalia nel maggio 2018, è stata una bella avventura, una cosa nuova per me, come per me è stata una cosa nuova lavorare su commissione e creare una colonna sonora per voi. Un approccio però completamente diverso. Qui sono anche alla fine il mio primo lavoro da solista e lavorare da soli è molto più facile. Se da un certo punto di vista ti dà tutta la libertà del mondo, dall'altra comunque devi rapportarti a insicurezze, file che vanno un pochino a farsi benedire, canzoni che cestini perché pensi che non siano adatte. Diciamo che mi è andata anche bene perché le avete accettate praticamente quasi subito. Beh, hai fatto un buon lavoro, quindi non potevamo dire il contrario. Sì, non è stato facile, diciamo che anche sotto pressione ho dato il meglio. Quando stava arrivando la scadenza, diciamo, gli ultimi giorni prima della consegna, anche alle 2-3 del mattino è capitato di comporre. Di notte capitano le cose migliori, Si è un po' concentrati, tutto attorno alla mia strumentazione. Diciamo che su alcune cose proprio sono andato oltre, nel senso che ho fatto un pochino di testa mia, però sempre col dovuto rispetto per l'idea iniziale. Poi la cosa è andata bene, quindi forse sono stato anche un po' fortunato, insomma. No, è andata molto bene, io confermo. E ci tengo a specificare che comunque questo lavoro utilizza la lingua utilizzata qua nel Campidano Basso, e utilizzare un certo tipo di lingua che è molto reale, con un linguaggio reale, necessita di trovare una sua dimensione di astrazione che diciamo, è consentita in questo spettacolo anche e soprattutto grazie alle tue musiche. Sicuramente anche vedendo i vostri promo vedo che la musica entra bene comunque nella scena. Questa è una cosa, penso che sia di vitale importanza per uno spettacolo di questo tipo, che usa appunto anche
temi abbastanza forti e E anche quella una realtà da raccontare in qualche modo, perché tutto è da raccontare, il bello, il meno bello, lo scabroso, il violento, e qui diciamo che abbiamo un pochino di tutto. Poi quando le persone accorreranno al Teatro delle Saline si renderanno conto anche un pochino di come abbiamo lavorato con unione di intenti, a distanza, ma comunque con comunicazione costante, che è la base di un buon lavoro. Quindi non ci resta che invitare tutti a vedere questo spettacolo, che ricordiamo è il 21 dicembre alle 21 al Teatro delle Saline. Noi ci saremo, ci sarà Michele, con cui potrete scambiare due parole alla fine dello spettacolo, sarà disponibile, immagino. Disponibilissimo. Bene, vi aspettiamo e a presto.